Su scattete su stavi protellina, canto sta terra e sciusta in Sardegna. Su scattete su stavi protellina, canto sta terra e Confermate le pesanti accuse a Don Usai, fondatore della comunità Il Samaritano ad Arborea, il sacerdote agli arresti domiciliari in una comunità religiosa. La prostituzione di alcune ragazze di nazionalità nigeriana e con la minaccia di lasciare in condizioni di illegalità questa ragazza, la costringeva a compiere atti sessuali. Parole che pesano come macigni, quelle pronunciate stamani dal comandante provinciale dei Carabinieri, che ha ricostruito i particolari dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Don Giovanni Usai. A incastrare il sacerdote sarebbero state alcune ragazze nigeriane e le intercettazioni telefoniche. Secondo l'accusa, che in un anno di indagine ha ricostruito 5 anni di movimenti all'interno della struttura di Arborea, la comunità Il Samaritano era divenuta teatro di un giro di prostituzione praticata da ragazzi in regime extracarcerario che si offrivano a pagamento ai clienti che liberamente entravano e uscivano dalla struttura. Per la procura Don Usai non poteva non essersi accorto di quello che accadeva al Samaritano. La violenza sessuale sarebbe invece avvenuta ai danni di una ragazza, anche lei nigeriana, alla quale il sacerdote avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio di un lavoro. Alle accuse nella comunità nessuno crede. Safina, lei è qui da 13 anni, tanto tempo, che idea si è fatta di questa vicenda? Un'idea assurda che una ragazza o 2 ragazze possono infangare un prete che ha dato tutta la sua vita nel volontariato, nel fare bene agli altri. Sono convintissimo che Don Giovanni è completamente innocente. Don Giovanni è la bontà fatta persona, e pensare un atto di violenza da parte di Don Giovanni nei confronti di qualsiasi persona, e a maggior ragione nei confronti di una donna, cioè è proprio improponibile. Don Giovanni Usai si trova ai domiciliari in una comunità religiosa dove attende di essere sentito dal giudice. In carcere Oristano è finito un nigeriano che accompagnava le ragazze, almeno 5, agli incontri con i clienti e pretendeva denaro. Un secondo nigeriano è ricercato dalle forze dell'ordine.